Ha fatto tappa a Nuoro nell'ospedale San Francesco la commissione d'inchiesta sull'efficienza del sistema sanitario regionale e sull'adeguatezza dei suoi costi istituita dall'Assemblea Sarda e presieduta da Attilio Dedoni, capogruppo dei riformatori. Nel corso della riunione i commissari, che sono stati accolti dall'assessore regionale alla sanità Luigi Arru, hanno incontrato i vertici delle strutture sanitarie dell'ASL di Nuoro, a cominciare dal direttore Andrea Marras. All'ordine del giorno dei lavori dell'organismo una ricognizione dello stato dell'arte della sanità nuorese sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sanitari messi in campo a favore dei cittadini, ma anche un'analisi dei costi e delle spese. Sulla sanità nuorese pende la spada di Damocle del project financing, che è stato annullato in autotutela dal commissario straordinario dopo i rilevi dell'ANAC, Agenzia Nazionale Anticorruzione. Della delegazione che sta affrontando i temi della sanità nuorese non fa più parte Roberto De Riu, consigliere regionale del PD, che ieri ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili dall'organismo di cui era stato il principale promotore. È stato un fallimento, ha sottolineato ieri in una nota De Riu. L'inchiesta non è stata svolta né, nonostante le molte proroghe, mi pare possa essere portata a conclusione. L'intero mondo politico sardo dovrebbe interrogarsi rispetto al fallimento di una sua espressione istituzionale così alta e necessaria. Spero che piena luce sia fatta su ciò che realmente è accaduto e che si possa giungere ai risultati da tutti auspicati, innanzitutto quello di mettere sotto controllo la spesa sanitaria che tanta parte del bilancio regionale impegna.